Gabriele Brazzo, 86 anni, papà dell'ex sindaco di Candiana Chiara, si è spento venerdì. È la prima vittima veneta, seconda in Italia, un caso a Pordenone del virus West Nile nell'estate del 2024. 4 i casi registrati in regione, secondo il bollettino arbovirosi emesso dalla Direzione Prevenzione del Veneto. Si tratta di una febbre da virus in provincia di Treviso e di 3 forme neuroinvasive in provincia di Padova su pazienti tra i 60 e gli 86 anni, tra i quali Gabriele Brazzo. La meningoencefalite può portare a complicanze che sono incompatibili con la vita, soprattutto se si tratta di persone molto anziane o persone complessivamente fragili. Ci aspettiamo ulteriori casi nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, perché, come detto, da una decina di giorni, 2 settimane, si è avuta evidenza di zanzare con il virus, quindi possono aver già appunto diverse persone e in qualche caso dopo 10 giorni, 2 settimane si hanno sintomi. Ripeto, è una malattia che si manifesta molto raramente e nelle situazioni di massima gravità è estremamente rara. Dal 1 gennaio al 26 luglio il Veneto ha registrato casi autoctoni di febbre dengue, Zika virus e Usutu virus, mentre si sono registrati 22 casi di encefalite trasmessa da zecche e sono stati confermati 3 casi di Toscana virus. Fondamentale resta la prevenzione. L'uso dei repellenti, le zanzariere alle finestre, se si sta con le finestre aperte soprattutto nelle ore serali durante la notte, e poi diciamo quelle che sono le abitudini per se stesso, maniche lunghe, vestiti chiari e ambientali, e svuotare i sottovasoi, non avere acqua stagnante e anche le ciotole per gli animali, cambiare spesso l'acqua.